Io ho tra le mani curve tornanti, guardate, io questa parola l'ho sempre sentita nominare, mi sono sempre chiesta che cos'è e oggi mi tocca anche raccontarlo a voi che cos'è. Lo vedete? È un'ottima occasione per scoprirlo allora. Esatto. In visione il pubblico ha l'1, il 2, il 3, il 4, mentre il 5 e il 6 sono pronti, ma sorpresa per oggi. Usciranno a primavera. Abbiamo le copertine di curve contornanti. Questa è la numero 5, ancora prima che escono Mototurismo ha la copertina in esclusiva e la numero 6. Curve tornanti in diretta qua presenta le copertine dei 2 prossimi numeri. E la chiave di lettura interessante secondo me è dare anche il senso di percorrenza più bello, far capire se un passo è bello da una località piuttosto che da un'altra. Questo è vero, una cartina non ti dice mai se questo percorso è meglio farlo in salita, in discesa o in una direzione o nell'altra, è verissimo. Chiaramente visto con l'occhio del motociclista, e questo ci aiuta. E tutto quello che vedi nel curve tornanti è realtà, è resa con l'effetto del fumetto, però è realtà. Quindi mi stai dicendo che questi fumetti, ne prendiamo uno a caso, con questo panorama qua dietro, in realtà non è una finzione, ma è veramente così il panorama? Quel panorama esiste e sta a voi trovarlo. È un invito anche a dare una caccia ai territori che abbiamo studiato per voi. Quando facciamo il sopralluogo per creare un curve tornanti, praticamente scattiamo delle immagini nei punti che riteniamo più belli, più suggestivi o più significativi. E poi la nostra abile penna Carlo Cianferoni riesce a tradurli in fumetto. Quindi i fumetti sono tutti di Carlo? Sono tutti di Carlo. Gianni Giorgi, che invece viene da un passato di giornalista e di fotografo come anch'io, e quindi praticamente siamo la penna di curve tornanti per quanto riguarda i testi. Io sono coautore insieme a loro dagli ultimi numeri, per essere uno degli coautori di curve tornanti è veramente un orgoglio. Questi manualetti uno dove li trova? Questi manualetti adesso li puoi trovare in tutte le librerie Giunti, nella libreria dell'automobile, quindi sono distribuiti in tutta Italia. Quindi si trovano semplicemente nelle librerie, sono dei manualetti tascabili, dove ci sono tutte le dritte per un motociclista per percorrere dei passi, delle strade, dei panorami. È un manuale da smanettoni? No, assolutamente. Come no? Assolutamente. Cioè quando uno mi dice curve tornanti io penserei subito andiamo a fare due pieghe. Ti dico questo, da motociclisti coscienti, mototuristi appassionati, in quanto il marchio curve tornanti in realtà è molto vicino a un'altra realtà che è la scuola di guida sicura su strada. Infatti io mi associavo molto a quest'altra realtà. Che è sempre un'idea che è nata dalle menti di Gianni e Carlo. Vedi che allora il smanettone non è proprio il tipo di motociclista. E allora esageriamo, allora qui stiamo parlando di motociclisti. Sì, autentici. Quindi al Moto Days, curve tornanti ci deve stare per forza. Assolutamente. Mi stai dicendo che questo qua non deve mancare nella tasca del mio giubbino? No, ma non solo quello, ci devi mettere tutta la collezione. Te considera che noi abbiamo idea di coprire tutta l'Italia nell'arco degli anni, uscendo con 2 numeri l'anno. Infatti stavo vedendo che il 5 sono le Alpi occidentali a Pino Ligure, le colline toscane e l'Isola E il numero 6. Bene, vi ho spiegato, anzi l'ha spiegato lui, io solo ho fatto le domande, di che cos'è curve tornanti. Vi tocca adesso dare un'occhiata, io me ne rubo uno e lo spulcio un pochino. Direi che sta a voi cercarli in tutte le librerie e dargli un'occhiata almeno. Questi tra l'altro li troverete anche su alcuni passi di montagna, perché il curve tornanti è nato così, è nato sulla strada e è stato venduto le prime copie sui passi di montagna, non lo trovavi in libreria prima. Siamo qua ad aspettarvi, a raccontarvi tutte le volte qualcosa di nuovo. Stavolta è stato curve tornanti, tra poco qualcos'altro. Certo, buon proseguimento.